Peppi, tu devi venire a messa perché il parroco ha detto che devi venire a messa. The priest wants you to come to the church. You gotta attend the mass at Sunday. At least next Sunday. Se non viene la domenica non si importa, ma at least next Sunday, così lo fa contento e non mi strona più la testa. E allora che fa sto compare Peppi? Si disse, vedi che io vengo, ma se tu non voglio sentire parlare niente. Mu sento e poi mentre esce dalla chiesa, sì, si disse non ti preoccupare, ti assetti là in prima fila, non ti incaricare che non dici niente, devi solo ascoltare il parroco, you gotta listen to the priest, you don't say nothing. Allora, 7:30 arrivano compare Rosa con compare Peppi in church, entrano, compare Peppi si assetta in prima fila, e se vogliamo mu sento, almeno che viene una volta vogliamo mu sento bello pulito. E allora, il parroco era sorpreso, you know, he was surprised che aveva compare Peppi for the first time after so many years. Bello fu quando è venuto il momento di prendere la comunione. Voi sapete, c'è l'ostia, no? In inglese mi pare che si dice the host. Yeah, the host. You gotta take the host. Then, what happens? Everybody put insieme in line, come si dice? Si mettono in fila. Yeah, io inglese non tanto. E allora si mettono in fila tutti per prendere st'ostia. Il parroco sorpreso dice, mo come facciamo? Lui aveva 29 ostie contati. Ogni domenica era abituato a vedere quelle 29 persone. Stamattina ha visto questo compare Peppi numero 30, non aveva ostia. Vai in Tostipu. L'altro stipo, niente, non ci sono ostie. E allora che fa? Dopo che c'aveva la tonaca, che c'ha il bottone che è quasi come all'ostia, giusto e little bit più piccolo, però quasi che guarda come un'ostia. Allora che fa? Intelligentemente il prete si scippa i bottoni e lo mette in suo bicchiere, I don't know come si chiama, se mi sento questi prevedi. Al calice piangenti, no, quella era un'altra cosa. Il calice, lo mette nel calice. A cui si capita questo bottone di plastica? A cui si può capitare? A compare Peppi. Che fa Amaro? No, lui non sapeva. Lui si disse alla moglie, si disse, ma che dobbiamo facevo? Disse, la moglie si disse, mentre ti la bocca e cerca per me a squagli. Compare Peppi, poveretto, comincia e suga e aggira e a vota. Dice, ma è dura, ma pensa no, compare Peppi vede tutte le altre belle tranquille lane che... Ma non si squaglia, pensava io, no? E allora che faccio? Comincia a masticare e mastica a un certo punto si le incresce. And he asked his wife, si disse Rosa, si disse, ma cos'è sta cosa che ti detto prevedi? Oh, poco me, si disse, manco chi tu sai, e che chi sia il corpo di Cristo, e che proprio a me devo capire dall'osso. E questa era la storia di compare Peppi. Va con dai, voi siete belli tranquilli. E allora, possiamo incominciare con un'altra canzone. Prima cominci in spagnolo. Avevamo una richiesta, ci avevano richiesto qualche canzone del nord. Noi possiamo fare un bel valzer con un put-pourri, come si dice in francese, diciamo pure qualcosa. Listen to the priest, you don't say nothing. Allora, 7:30 arrivano compare Rosa con compare Peppi in church. Entrano, compare Peppi si assetta in prima fila. E se vogliamo mu sento, almeno che viene una volta vogliamo mu sento bello pulito. E allora il parroco era sorpreso, you know, he was surprised che aveva compare Peppi for the first time after so many years. Bello fu quando è venuto il momento di prendere la comunione. Voi sapete, c'è l'ostia, no? In inglese mi pare che si dice the host. Yeah, the host. You gotta take... Dopo che c'aveva la tonaca, che c'ha il bottone che è quasi come all'ostia, giusto e little bit più piccolo, però quasi che guarda come un'ostia. Allora che fa? Intelligentemente il prete si scippa i bottoni e lo mette in suo bicchiere, I don't know come si chiama, se mi sente questi prevedi. Al calice piangenti, no, quella era un'altra cosa. Il calice, lo mette nel calice. A cui si capita questo bottone di plastica? A cui si può capitare? A compare Peppi.
Che faccio Amaro? No, lui non sapeva. Lui si disse alla moglie, si disse, ma che mi facevo? Disse, la moglie si disse, mentre ti andava a bucca e cerca per me a squagli. Compare Peppe, poveretto, comincia e suca, e aggira, e a vota. Dice, ma è dura, mannaggia, pensa no, compare Peppe vede tutte le altre belle tranquille, lane che... Ma non si squaglia, pensava io, no? E allora che faccio? Comincia a masticare. E mastica, e mastica. The host, then, what happens? Everybody put themselves in line, come si dice? Si mettono in fila. Io inglese non tanto. E allora si mettono in fila tutti per prendere st'ostia. Il parroco sorpreso dice, mo come facciamo? Lui aveva 29 ostie contati. Ogni domenica era abituato a vedere che le 29 persone. Stamattina ha visto questo compare Peppe numero 30, non aveva ostia. Vai in Tostipu, l'altro stipu, niente, non ci sono ostie. E allora che fa? Peppi, tu devi venire a messa perché il parroco ha detto che devi venire a messa. The priest wants you to come to the church. You gotta attend the mass at Sunday. At least next Sunday. Se non viene l'altra domenica non si importa, ma at least next Sunday così lo fa contento e non mi strona più la testa. E allora che ha fatto compare Peppi? Si disse, vedi che io vengo, ma se tu non voglio sentire parlare niente. Mo sento e poi mentre esce dalla chiesa, sì, si disse non ti preoccupare, ti assetti là in prima fila, non ti incaricare che non dici niente, devi solo ascoltare il parroco.